Coach Badocchi, siamo tornati alla vittoria, l'abbiamo fatto in maniera davvero convincente. Che partita è stata? Una partita in cui abbiamo, secondo me, mostrato tanto rispetto a una squadra che ci aspettavamo partisse molto forte, giustamente con motivazioni ancora più grandi rispetto al solito. Penso che i ragazzi abbiano affrontato bene questo inizio di partita, creando tante opportunità, non concretizzandole molto, ma il volume di gioco che abbiamo fatto nel primo tempo e la grandissima difesa che abbiamo messo in campo ci ha poi aperto molti più spazi nel secondo tempo. Abbiamo visto in campo tanta qualità, forse quella fase finale del primo tempo ha sbloccato la testa dei ragazzi, questa è stata l'impressione da fuori. Ma penso che sia stata veramente fondamentale, probabilmente una delle migliori sequenze difensive che abbiamo fatto all'inizio stagione. Siamo stati disciplinati, siamo stati aggressivi e ne è nato un turnover da cui poi abbiamo segnato una meta. Ci ha forse fatto percepire di nuovo che ci siamo, che siamo tornati, che siamo di nuovo sul pezzo, quindi insomma abbiamo fatto tanto lavoro in settimana, penso che si sia visto. Anche la Touche, che è stata un po' critica nelle ultime due uscite, questa volta ha fatto molto bene e ha posto le basi per molti punti. Come hai risolto quei problemi che abbiamo visto contro Petrarca? Ma guarda, abbiamo parlato in settimana di controllare e di essere più attenti nei dettagli, è un sistema che ha sempre funzionato bene, abbiamo avuto qualche impaccio più mentale e siamo riusciti a toglierci di dosso un po' di pressione, a credere di più in noi stessi e obiettivamente oggi siamo stati molto efficaci in attacco, molto efficaci in difesa, abbiamo segnato in drive, quindi sicuramente i ragazzi in Universatrale hanno fatto una delle migliori partite dell'anno. Villorba è stata la prima partita dopo il ciclo terribile di febbraio, può essere la svolta per fare la spinta finale e arrivare in fondo? Deve esserlo, penso che abbiamo tutti chiaro l'obiettivo dove vogliamo arrivare, penso che questo sia parte del nostro percorso. Domenica abbiamo una bella partita in casa in cui dobbiamo fare sicuramente bene prima di una pausa per recuperare un po' di energie, quindi l'obiettivo è partita per partita, ma nella nostra mente c'è dove vogliamo arrivare e quindi il percorso va fatto in maniera bella aggressiva come lo stiamo facendo. Grazie coach.